abbiamo ricevuto 2 proposte per 12 e 17 milioni di dosi, così il presidente Zaia che annuncia la firma di una nuova ordinanza. Le scuole superiori resteranno in presenza fino al 50% fino al 5 marzo. Piste da sci chiuse fino al 5 marzo anche loro, anche la montagna veneta in rivolta. Il governatore Zaia chiede che i gestori degli impianti vengano risarciti i danni. Preoccupa la diffusione della variante inglese, oltre che più contagiosa è anche più letale. Il virologo Pregliasco: con le mutazioni va in crisi il sistema dei colori delle regioni. Da Padova a Venezia, al via oggi in molte province venete la vaccinazione degli over 80 a partire dai nati nel 41, emozionati e felici, primo passo verso la libertà, dicono i nonni. Case di riposo del Veneto, servizi a rischio per la carenza di infermieri. Secondo il presidente regionale dell'Unione delle RSA il rischio è la chiusura degli istituti. Fiamme in un deposito delle poste a Treviso, alcuni testimoni hanno visto scappare 2 minorenni pochi istanti prima del rogo, indaga la polizia. La protesta dei driver di Amazon davanti alla sede di Vigonza. Con lo sciopero la CGIL di Padova accende i riflettori sulle condizioni di lavoro. La protesta ha paralizzato il turno consegne. C'è un luogo dell'altipiano dei 7 comuni in cui le regole del freddo seguono una logica propria. È la Dolina Campoluzzo, dove si conferma il record delle temperature sotto zero. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora parliamo in apertura di vaccini, perché il governatore Zaia rivela come la regione abbia avuto offerte per ben 27 milioni di dosi di vaccino. Non c'è alcun mercato nero, abbiamo scritto ad Arcuri, ha detto, tornando sulla questione degli impianti di sci e annunciando la proroga della didattica a distanza al 50% per le scuole superiori fino al 5 marzo. Noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi, dove parlano di dosi da 12 milioni uno, 15 milioni l'altro. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Continua a giocare a carte scoperte Luca Zaia in quella che è la partita del momento, non solo in Italia, l'acquisizione dei vaccini sul mercato. Ribadisce il governatore che ci sono mediatori anche già noti alle strutture che stanno proponendo alla regione i vaccini autorizzati da EMA, ovvero Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Una partita delicatissima di cui sono a conoscenza le principali autorità in materia. Abbiamo prima scritto in tempi non sospetti ad AIFA. AIFA ci ha risposto che è bene che parliamo al commissario, scriveremo al commissario e già la lettera è già pronta. Più trasparenti di così cosa dobbiamo fare? Insomma, trasparenza massima, assicura Zaia, non c'è alcun mercato nero. Noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche un pacco di uno scatolone di vaccini, perché non è così. Anche per questo lo stesso presidente a rispedire al mittente le accuse di immoralità piovute sul Veneto per essersi mosso in maniera autonoma. Il riferimento va alle parole pronunciate in particolare da Andrea Crisanti. Allora siamo stati immorali anche con i respiratori. Siamo stati immorali anche a acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che immorali. Questo è il fronte dei vaccini caldissimo, perché a premere sono le mutazioni del virus, quella inglese innanzitutto, che in Veneto pesa per il 18% circa dei contagi. Anche per questo c'è una proroga alla didattica a distanza per le superiori. Il nostro intendimento è quello di sostenere l'apertura della scuola fino al 5 marzo al 50%. Ben altra storia pare di capire quella degli impianti di risalita richiusi su ordinanza del ministro Speranza a ridosso del via concordato proprio con il CTS. È raccapricciante e imbarazzante vedere un'ordinanza per la chiusura delle piste da sci emanata 4 ore prima della possibilità di aprire le piste da sci. Una doccia gelata sulle aspettative di un intero comparto, con i gatti delle nevi che avevano già fatto il loro dovere e gli alberghi rimessi in moto, tutti con l'obiettivo di salvare il salvabile. Penso agli alberghi che hanno tenuto il riscaldamento acceso perché i muri non li riscaldi in una notte. Allora io dico che non c'è solo una questione di ristori, qui devono pagare i danni. E di questo tema su questo tema coinvolgiamo anche voi con il nostro quesito del sondaggio di questa sera. Montagna, giusto bloccare lo sci? Cosa ne pensate? Se ritenete di sì, 0422 1626 691 per esprimere la vostra opinione, la vostra preferenza. Per il no, 0422 1626 690. Come sempre, poi l'esito di questo sondaggio questa sera durante la prima serata in diretta di Antenna 3 a Ring.
E c'è uno sconcerto unanime per questo nuovo blocco dello sci alla vigilia dell'apertura degli impianti. Una doccia fredda, anzi gelata, visto le temperature di questi giorni, per gli operatori del comparto. Durissime le loro parole. Non ci sono parole per esprimere la delusione, la preoccupazione e soprattutto l'arrabbiatura di tutto il mondo della montagna. La comunicazione sconcertante, con tutto il rispetto dovuto alla salute, è arrivata alle 19 di una domenica di grande lavoro, quando tutti e tutto erano ormai pronti e con il massimo rigore, dice Fulvio Walt, direttore della scuola di sci Falcade Dolomiti. Raccapricciante e imbarazzante, commenta il presidente Zaia, che stavolta al governo chiede i danni per il settore che dall'8 marzo dello scorso anno non ha visto ancora un euro. Siamo stati fermati e ci sentiamo veramente presi in giro. I ristori dal marzo 2020 ad oggi non è arrivato nulla, sono state fatte solamente delle grandi promesse. Non ci sono ad oggi delle date certe, e questo noi vogliamo, delle date certe. Dal Colle del Nevegal, dove la seggiovia della Coca Bassa è attiva per consentire l'allenamento dei ragazzini degli sci club, parla Alessandro Molin, presidente di Nevegal 2021. Io credo che stavolta sia stato superato ogni limite. Abbiamo speso anche dei soldi, oltre alla beffa di non aprire, uno ha anche investito dei soldi per la riapertura, comprando reti e distanziatori per seguire i protocolli, come è giusto che sia, e in più a 24 ore a distanza dall'apertura viene comunicato da parte del Ministro che gli impianti non possono aprire. E si moltiplicano in queste ore gli appelli ai due neoministri bellunesi, Franco ed Incà, se hanno a cuore la montagna si facciano sentire. La riapertura eventuale il 5 marzo, mese esatto dalla chiusura della stagione, rende ancora una volta tutto più difficile. Un segnale importante che potevamo dare alla montagna, a noi, alle nostre maestranze, ma soprattutto alla filiera che sta dietro di noi, penso alle scuole sci, agli alberghi, ai ristoranti, ai rifugi e ai noleggi. Questo è quello che noi, lo spirito col quale noi saremo ripartiti. Attenzione e pressione sono rivolti al nuovo governo, dice il presidente regionale di ANEF, perché il tempo è veramente scaduto dopo un insostenibile e ingiusto tira e molla iniziato a novembre. L'indecisione è quella che ha creato i maggiori danni. Probabilmente era meglio dare subito per chiusa la stagione e concentrarci direttamente sul tema dei ristori. Adesso i ristori sono fondamentali, è quello che ci può tenere in vita. E lo slittamento della stagione sciistica al 5 marzo ha sollevato un polverone anche in altopiano. Il presidente dell'Unione Montana dichiara: ci stanno uccidendo. Non si può tradire e uccidere una branca del turismo come la nostra in questo modo. Anche dal nostro altopiano arriva un urlo di dolore dopo la notizia dello slittamento al 5 marzo della stagione sciistica. La ricaduta economica è davvero troppo pesante. Tutti i nostri operatori economici, a partire dagli alberghi, con delle prenotazioni già acquisite, quindi con il personale assunto, per passare poi chiaramente a tutti gli impiantisti che avevano anche loro assunto del personale proprio per garantire al meglio la qualità del servizio, si trovano con una doppia beffa perché chi oggi poi va a dire a queste persone prendete quello che avete comprato e buttatelo nell'immondizia, o chi avete assunto per appunto garantire il servizio sugli impianti, domani mattina mandateli a casa. Una beffa nonostante dal ministro Speranza arrivi l'impegno del governo a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori, tenendo conto inoltre che tutto il comparto si era attrezzato per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sia sulle piste che nei locali, negli alberghi. Sicurezza che purtroppo non può essere garantita, di contro, quando la montagna viene presa d'assalto in maniera indiscriminata dai turisti, come si è verificato anche lo scorso fine settimana. Questo portare all'estremo le situazioni poi inevitabilmente portano a un senso di anarchia totale, si creano situazioni di parcheggio selvaggio che è già successo e stiamo già pagando il fatto che a volte le ambulanze o i mezzi di soccorso non riescono appunto a raggiungere l'infortunato proprio per i parcheggi selvaggi, proprio per le soste selvagge, e questo chiaramente diventa un po' un portare all'estremo certe situazioni.
Adesso andiamo a vedere i numeri del contagio in questo momento in Veneto, perché sono 231 i casi di positività al virus nelle ultime 24 ore, 104 come vedete nella tabella in questo momento in sovraimpressione nella sola giornata di oggi, quindi numeri assolutamente contenuti per il momento, ma elevato è il numero dei decessi nelle 24 ore, addirittura 40, 141 dunque in 1413 posti letto in terapia intensiva, 141 i casi a questo momento. Ma allora, se la situazione è questa, se i contagi sono questi, qual è il motivo, l'origine dell'allarme lanciato anche a livello nazionale dal CTS? A incidere sempre di più sul contagio è la mutazione, la variante inglese. Avanza velocemente e siamo sul filo di lana, ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco. Queste varianti rappresentano un grande rischio non solo sul fronte dello sci in generale, ma su questa maggiore loro trasmissibilità e necessità di in qualche modo stare in un equilibrio perché siamo veramente su un filo di lama. La fase instabile potrebbe precipitare, come del resto sta accadendo in altri paesi. Le mutazioni, soprattutto quelle inglese, corrono più dei vaccini e stanno disegnando una nuova traiettoria del contagio, senza contare gli ultimi studi sul campo. Non abbiamo ancora contezza, ma qualche informazione ci sta dicendo anche che potrebbe essere anche più letale, però a prescindere dalla quella che non sembra ad oggi essere una maggior letalità, tutto questo porta a un rischio di una quota superiore di morti perché più casi, ovviamente percentualmente più morti, ma in termini assoluti anche poi più decessi. Da qui la necessità anche di rivedere il sistema dei colori finora utilizzato. Un'accelerazione del virus imporrebbe un modello ancora più fluido e veloce nella risposta. Impraticabile però, dice sempre Pregliasco, un altro lockdown nazionale. Resta la strada del distanziamento e della prevenzione. Questo è lo sforzo da fare ancora per 2 o 3 mesi. Ed è iniziata la vaccinazione di massa della popolazione. In fiera a Padova sono oltre 600 gli ottantenni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Prego. Ci siamo visti prima, no? È emozionato? Neanche un po'. Felici di essere tra i primi, per nulla spaventati. Eccoli gli ottantenni padovani, classe 1941, che questa mattina hanno dato il via alla campagna vaccinale di massa contro il Covid. Puntuale alle 8 il padiglione 6 della fiera, aperto i battenti. Misurazione della febbre e igienizzazione delle mani, tutti con i moduli già compilati. Guidati dai volontari della Croce Rossa, gli anziani fanno ingresso negli ambulatori. La prima giornata di vaccinazioni segna un'adesione molto alta, tantissimi gli anziani padovani che si sono recati al padiglione 6 della fiera. Qui all'interno ci sono 16 ambulatori, oggi ne sono operativi 8. Quasi 1200 le persone vaccinate nella prima giornata nei 3 centri aperti dall'USL 6 Euganea, 610 a Padova, 480 a Cittadella, 108 a Monselice. Domani sarà la volta delle sedi vaccinali di Este e Loreggia, mercoledì piove di sacco. E adesso lei si accomoda un quarto d'ora qua fuori e aspetta, poi se va tutto bene può andare. Adesso le diamo anche le carte per l'appuntamento che avrà il giorno 8 marzo. Dopo la somministrazione della dose, 15 minuti nello spazio dedicato al monitoraggio, in mano la convocazione per il richiamo. Tutto procede regolare, senza intoppi. Stamattina si usa Pfizer, quelli che vacciniamo stamattina fra 21 giorni si ripresenteranno qua e troveranno tutti quanti il vaccino Pfizer, perché noi dei quantitativi che arrivano metà li stocchiamo in deposito, tra virgolette li teniamo in congelatore per garantire la seconda dose. Al lavoro medici, infermieri e anche le squadre di neolaureati inviati dal commissario Arcuri. Tra di loro c'è Riccardo, 25 anni, laurea in medicina ad ottobre, alla prima prova sul campo. Ho sentito di questo bando e ho pensato che fosse una buona idea dare quantomeno la mia disponibilità, insomma, nel caso ci fosse stato bisogno.
Il centro vaccinale di Padova ha le potenzialità di una Ferrari, dicono dall'USL. Servono solo le dosi di vaccini per andare a regime e mettere in funzione tutti e 16 gli ambulatori. Nessuna dose andrà sprecata e chi non si presenta all'appuntamento verrà sostituito dalle categorie in lista per essere vaccinate. Se rimane una dose noi abbiamo sempre sopperito somministrandola a qualcuno delle categorie aventi diritto che in quel momento non era vaccinato. Emozionati, felici, soprattutto molto consapevoli. Ecco gli ottantenni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. È un passo, dicono, verso la libertà. Il sorriso nascosto dalla mascherina, a parlare sono gli occhi, nessuna paura, solo tanta soddisfazione di essere tra i primi e la speranza di tornare presto alla normalità. Tutti gli 80 anni di Padova e dei comuni della prima cintura urbana convocati in fiera per il vaccino anti-Covid si sono presentati. Giovanni è un gentiluomo, ringrazia e fa i complimenti alle infermiere. Com'è andata? Bene. Bene. Mi trovo una diape. Meglio però. Meglio. Dipendete lei è carina, Sta per essere vaccinato, è emozionato? No, perché me l'aspettavo, era una cosa necessaria, ecco. Quindi non ha paura? No, assolutamente. È venuto in moto? Sì. È venuto in moto a vaccinarsi? In moto sì, perché il traffico... Molto felice per la mia difesa e la difesa degli altri. Questa signora si vaccina per abbracciare in sicurezza i suoi nipoti. Vai nonna che siamo tutti quanti sicuri. Lei è già stato vaccinato? Sì signora. Com'è andata? Bene, benissimo. Aveva qualche dubbio o è venuto qui tra... No, per me è una manna dal cielo. Sono fuori da un pensiero. Siamo contentissimi, ringraziamo tanto. Com'è andata? Bene, bene. Bene, contenta di essersi vaccinata? Tanto, sì. Com'è andata? Bene, benissimo, nessun problema. Felice di essersi vaccinato? Sì, senz'altro, l'avrei fatto in ogni caso. La prima cosa che farà quando sarà immunizzato completamente? Beh, penso di essere più tranquillo quando esco, sempre tenendo conto della legge, quindi distanziamento è solito, continuerò. Così dunque gli anziani, ora noi ci fermiamo per un piccolo break, restate con noi. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, eccoci qui di nuovo, case di riposo. Parliamo ora dell'allarme per la carenza di infermieri. Secondo il presidente dell'Unione regionale delle RSA, il rischio è la chiusura degli istituti. Il problema dell'emergenza infermieri è un problema che a nostro avviso oggi è forse ben peggiore del Covid. Carenza di infermieri. Roberto Volpe, il presidente dell'URIPA, l'Unione regionale degli istituti per anziani, lancia un allarme che le istituzioni sembrano non voler cogliere. 32.500 i posti letto nelle case di riposo del Veneto, 3.500 gli infermieri che servirebbero. Oggi a noi mancano più di 1.500 infermieri. Questo cosa comporta? Un primo aspetto che è quello che probabilmente le strutture per anziani oggi non potranno più accogliere gli ospiti che accoglievano prima. Nella Marca Trevigiana, a fronte di 5.653 posti letto, servirebbero 560 infermieri, ne mancano a oggi tra i 150 e i 180. Gli istituti, dice Volpe, saranno costretti a ridurre il servizio erogato. Sul mercato non ci sono infermieri in Italia e neppure all'estero come era un tempo. Le università non ne formano abbastanza, malgrado la richiesta di accesso ai corsi sia alta. Fondamentale aumentare l'accesso universitario. Nell'immediato utile potrebbe essere il via libera agli OS specializzati. Una sorta di vecchio, quello che era una volta l'infermiere generico, ovvero un operatore un po' più formato che possa aiutare l'infermiere. Non dico che rischiamo di chiudere le strutture per anziani, però lo dico, sì. Perché l'infermiere oggi è la figura cardine nelle nostre strutture. Che i giovani infermieri lasciano le RSA per gli ospedali, continua, non è una questione di maggiori compensi. Il fascino dell'ospedale è quello che li ha attratti nel momento in cui si sono iscritti. Cioè, ci sono platee
il cui valore è superiore al valore economico, e questo è l'ospedale. Un problema che viene da lontano e destinato a peggiorare in futuro. È proprio un problema di domanda e di offerta, e dobbiamo chiederci anche perché anche in questo ultimo anno, pur sapendo, non si è fatto niente. Ora veniamo alla cronaca. Incendio questa mattina in una palazzina in piazza Martiri Belfiore a Treviso, forse a innescare le fiamme 2 minorenni. Abbiamo visto questa mattina che 2 ragazzetti hanno scavalcato qui dove si vede l'entrata di questo cortile che ha delle poste, e credo siano stati loro. Così un residente ai nostri microfoni ha visto 2 ragazzini che si sono allontanati in fretta, subito dopo si sono alzate le fiamme. L'incendio è scoppiato nel portico di questa palazzina in piazza Martiri di Belfiore a Treviso, edificio disabitato, un tempo sede di Poste Italiane. I ragazzini sicuramente minorenni, racconta questo cittadino. Ragazzini piccoli erano, sì erano ragazzini piccoli, si vedeva, anche perché uno non riusciva neanche più a scavalcare, ha fatto fatica per scavalcare un muro così. Un adulto ci riesce, un ragazzino fa fatica. Le fiamme alte si sono viste a chilometri di distanza. La zona è stata transennata per permettere le operazioni dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e 9 operatori, ed hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi all'edificio. Accatastato nel portico c'era di tutto: mobili, rifiuti, sedie, panche ed altro materiale di arredamento d'ufficio. I residenti più volte avevano chiesto l'intervento delle istituzioni. C'è un degrado che, le ripeto, noi qui tutto il quartiere abbiamo fatto, sono 2 anni che facciamo segnalazioni, sono state fatte anche al sindaco, sono state fatte all'assessore Manera, che si sono dati da fare, hanno risposto, le poste hanno detto faremo. Tempo fa hanno mandato uno per pulire, che però ha ammucchiato e ha lasciato tutto là. Fra l'altro, sottolinea, in questo portico c'è sempre un via vai di ragazzini. Qui c'è un via vai di gente che scavalca dentro, presumo, non so cosa faranno, non mi interessa, però si sa, è risaputo, la gente che abita qua lo vede. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono terminate nel pomeriggio. Costretti a turni disumani e scarsamente retribuiti, la protesta dei driver di Amazon davanti alla sede di Vigonza. Noi generalmente iniziamo alle 7:30, veniamo a caricare i furgoni qua in station e poi dobbiamo lavorare 9 ore e più abbiamo mezz'ora di pausa, che non è retribuita. Lavorano in media tra le 9 e le 10 ore al giorno, un orario che viene stabilito secondo un algoritmo che, se viene sfalsato, rischia di mettere uno contro l'altro gli autisti. Questa è solo una delle testimonianze degli oltre 100 driver che questa mattina hanno protestato all'esterno del magazzino Amazon di Vigonza. Qui sono impiegati circa 400 dipendenti. La CGIL di Padova ha indetto uno sciopero per accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro dei driver. La protesta ha paralizzato il turno di consegne. L'orario di lavoro e l'intensità lavorativa sono i 2 perni del problema di questa categoria. In modo particolare loro non sono lavoratori che rientrano tra quelli che devono svolgere massimo 8 ore loro. I lavoratori sono dipendenti di cooperative a cui il colosso dell'e-commerce appalta le consegne e hanno chiesto ritmi di lavoro più umani. Durante il Covid gli acquisti su Amazon sono cresciuti in maniera esponenziale. L'algoritmo che prepara i turni, dice la CGIL, costringe gli autisti a ritmi frenetici di consegne, fino a anche 130 pacchi al giorno, senza pause e senza riposo, 7 giorni su 7. Amazon ha risposto allo sciopero con una nota: i fornitori di servizi di consegne sono innanzitutto i nostri partner e noi lavoriamo insieme a loro per definire degli obiettivi realistici che non mettano sotto pressione loro e i loro dipendenti. Cambiamo tema, c'è un luogo nell'altopiano dei 7 comuni in cui le regole del freddo seguono una logica propria ed è la Dolina Campoluzzo. C'è un luogo magico in Veneto dove le leggi di natura fanno un po' quello che gli pare. È la Dolina Campoluzzo del Monte Lozza nell'altopiano dei 7 comuni. Una terra alta dove la magia è di casa e dove l'inverno si trasforma spesso in un vero e proprio regno di ghiaccio, come nelle favole.
Se non ci credete, basta dare un'occhiata alle medie raccolte dall'ARPAV negli ultimi tempi, con temperature minime che sono scese fino a oltre 40 gradi sotto zero. Prima di approfondire questo tema è bene però spiegare che una dolina è una conca chiusa che spesso presenta al suo interno un inghiottitoio, come una sorta di immenso lavandino creato dai fenomeni carsici nel volgere di lunghe ere. Quando una dolina è accompagnata da una linea dell'orizzonte molto bassa, senza vette o montagne a farle ombra, la perdita di calore verso lo spazio è maggiore e l'aria si raffredda molto più rapidamente. In presenza di giornate serene senza vento, magari con neve al suolo e poca umidità, l'aria intrappolata nella conca subisce un raffreddamento intrappolando l'aria più fredda sul fondo. Da qui a far registrare temperature incredibilmente basse, il passo è molto breve. L'inverno a Campoluzzo, ad esempio, è stato decisamente più rigido della già gelida consuetudine. Dall'inizio della stagione la temperatura minima giornaliera è scesa finora 10 volte sotto i meno 30 gradi, soprattutto nel mese di gennaio, che è risultato più freddo del normale in tutta la montagna veneta. In particolare, fra l'8 e il 12 del primo mese dell'anno si sono misurate temperature comprese fra meno 37 e meno 40 gradi per 5 giorni consecutivi. La temperatura minima di questo inverno è stata registrata il 27 dicembre con 42,6 gradi sotto lo zero, non distanti dal record di meno 44 del 26 febbraio 2018. La magia è quindi quella di un microclima estremamente complesso e non ancora del tutto compreso, che regala all'altopiano dei 7 comuni un record meteorologico tutto da studiare. Vi ricordo questa sera alle 21:15 l'appuntamento con Ring, la prima serata di Antena 3 dedicata all'attualità e alla politica. Ospiti di Ferdinando Avarino, Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto, quindi Alberto Villanova della Lega, Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, Franco Nicoletti del Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobondi Lega Ambiente e il giornalista Edoardo Pittalis. 21:15 Ring. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo dopo un inizio di settimana molto freddo con temperature ben inferiori alle medie del periodo. Il clima rimarrà asciutto ma le temperature saranno in lieve ripresa. Vediamo il dettaglio di martedì 16 febbraio. Sul Veneto tempo ancora stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà da sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel corso della giornata saranno possibili soltanto degli addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature come detto in generale aumento, minime ancora sotto zero, valori massimi invece tra i 5 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove il contesto sarà simile con tanto sole ovunque, salvo per locali annuvolamenti, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra meno 2 e 1 grado, massime invece sui 5-7 gradi. Infine stesso scenario anche sul Trentino Alto Adige, cielo sereno al massimo velato, qualche nube più in corrispondenza delle aree meridionali ma del tutto innocua. Temperature minime ampiamente sotto lo zero ancora, massime sugli 11 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.